Innanzitutto benvenuto. Questi primi giorni di allenamento, cosa ti è parso del gruppo e anche dei metodi di allenamento di Mister Sullo? Io allora innanzitutto sono felicissimo di essere qui e per me è sicuramente un onore. E, mi sembra un gruppo forte, bello unito, mi sembra, per quel poco da quanto sono arrivato, diciamo. E gli allenamenti belli intensi, abbiamo sempre lavorato in questi 2 giorni e mi sembra che sono degli ottimi propositi per far bene durante l'anno, vediamo. Parlaci un po' anche delle tue caratteristiche, perché saresti esterno, però hai giocato anche da centrale difensivo. Sì, io sarei un quinto d'esterno, diciamo, di destra, adattabile anche a sinistra ed eventualmente posso fare anche il terzo con questo modulo, diciamo. Quindi il jolly difensivo l'hai già fatto in passato, abbiamo visto anche un po' la tua scheda tecnica, sei cresciuto innanzitutto nel settore giovanile del Milan, la tua stagione forse migliore è stata a Siena nel 2017-2018, in queste occasioni hai svolto soprattutto il ruolo di esterno a destra, quindi... Sì, io diciamo che spesso ho fatto il ruolo di terzino destro. Okay. Quando c'è stato da fare il modulo con la difesa 5 o a 3, io ho sempre fatto il quinto e nell'evenienza il terzo. Diciamo. Quindi spingere per te non è un Sì, problema? diciamo che sono più offensivo rispetto che... anche se difendo, volentieri, insomma. Ok, poi parlaci un po' di come è nata la trattativa, quanto è durata e la tua scelta di Padova. Sinceramente la trattativa è iniziata naturalmente tramite procuratore e direttore società, diciamo. Io appena ho saputo della possibilità di venire a Padova, per me è stata subito una decisione facile da prendere, perché in me c'è tanta voglia di riscatto dopo quest'anno un pochino sottotono, diciamo. Quindi ho visto in Padova una piazza importante che potrebbe, speriamo, insomma, vediamo cosa succede poi durante il campionato. Esatto, meglio stare intanto con i piedi per terra. Ti faccio una domanda un attimo extra. Di solito fanno cantare i nuovi quando vengono in ritiro. Mi tocca, Hai già cantato? No, non ho ancora cantato, credo che molto probabilmente stasera sarà la mia sera. Ti stai preparando oppure... Vediamo un po' non lo so, stasera vedremo, dai, cosa mi verrà, vedrai. Esatto. Ultima cosa, volevo sapere intanto se hai già giocato contro il Padova in passato. No, non credo di aver mai giocato, neanche con le giovanili non mi è mai capitato di affrontarlo. Perfetto, quindi non hai visto i tifosi, ma sai benissimo che sono molto calorosi. L'ultima domanda è proprio questa: cosa ti senti di dire ai tifosi? Qual è il tuo obiettivo personale? E non parliamo magari di quello di squadra, visto che già prima abbiamo... No, mi hanno parlato, insomma, tutti anche i miei compagni, ex compagni che sono stati qui, mi hanno parlato molto bene della tifoseria. Spero che anche quest'anno ci possano dare quella mano che in un campionato del genere, come si prospetta il nostro, sarebbe fondamentale avere l'appoggio del pubblico tutto l'anno.